Eccoci qua, siamo qua con mister Mauro Zini di Montebello. Mauro, io in telecronaca ho detto la partita dei rimpianti perché abbiamo regalato un primo tempo, poi degli errori in difesa, qualche palla persa di troppo e quindi il risultato amaro, ma forse per quello che abbiamo visto in campo purtroppo con un primo tempo regalato quasi giusto. Ma oddio, un'analisi un po' frettolosa se posso dirti, no? Forse tu l'hai vista meglio di me da là. No, io posso dire, non posso recriminare niente ai miei ragazzi, anzi, sono stati molto bravi. Probabilmente ci stava un gol in più a noi, siamo arrivati molto davanti alla porta, abbiamo creato, abbiamo giocato di squadra. Poi sicuramente, come hai detto te, qualche errore di troppo ci penalizza perché alla fine ogni volta che sbagliamo qualcosa ci va qualcosa storto e lo prendiamo, quindi poi è sempre difficile rimontare. Però sono molto contento, non posso dire niente ai ragazzi perché hanno giocato con grinta di squadra, con voglia, con determinazione. Abbiamo provato anche le cose che avevamo provato in settimana. Sapevamo che era una squadra molto ben strutturata, allenata da un mister che stimo molto e a maggior ragione dovevamo tirare fuori qualcosa in più, l'abbiamo tirato fuori, poi il risultato secondo me può essere quello non giusto perché almeno un punto ci stava bene. Bene, io ti ringrazio, la tua analisi in effetti è stata più puntigliosa, del resto sei molto più esperto di me, quindi io comunque ho visto un Monte in crescita, quindi questo è importante, anche la partita vista comunque a distanza, torniamo a Giovinazzo, visto che noi eravamo distanti, abbiamo visto veramente un carattere, messa nel secondo tempo una squadra diversa, anche Gabri in telecronaca diceva però che spesso nel primo tempo facciamo fatica a ingranare, poi nel secondo tempo la squadra è sempre un po' più impartita, diciamo, concordi? No, concordo, ma è normale, no? Siamo giovani, dobbiamo ancora affiatarsi per bene, subentra un po' di paura e un po' di paura nel fare le cose perché poi arrivi da risultati negativi o buttati via, tipo Novara. Novara abbiamo fatto tutto noi, sia preso i gol che fatto i gol, sia ripreso la partita che buttato via la partita. Quindi è normale che subentra un po' di paura, poi c'è quella scintilla che ci fa capire come siamo fatti, le qualità che abbiamo e cominciamo a dimostrarle. A volte è troppo tardi nel dimostrarle perché magari il tempo scorre, però dai, ci stiamo lavorando e sono fiducioso che vi faremo divertire. Bene, un in bocca al lupo, grazie mille a Mauro Zini, ci vediamo alla prossima.